Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. Mr. America, walk on by your schools that do not teach. Mr. America, walk on by the minds that won't be reached. Mr. America, try to hide the emptiness that's you inside. But once you find that the way you lied and all the corny tricks you tried will not forestall the rising tide of hungry freaks. Daddy, they won't go for no more great Midwestern hardware store philosophy that turns away from those who aren't afraid to say what's on their minds. The left behinds of the great society. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera. Buonasera Natalia, buonasera Antonino, siete collegati su Radio Libertà, Chilometro Zoom, l'unica trasmissione che vi parla della vera agricoltura, della vera pesca, dei problemi del settore primario. Quindi se aspettavate che parlavamo di altre cose, di attualità politica, no, parleremo di attualità agricola stasera. Io sono Lorenzo Viviani, mentre dall'altra parte del microfono, dalla parte diciamo milanese di via Bellerio, abbiamo la nostra Natalia, la nostra regista, mentre dall'altra parte ancora, in quel dell'Interland milanese, abbiamo un carissimo amico, una voce cara ai nostri radioascoltatori. È lui, non è lui, ma certo che lui è... Ah, ma siamo in onda? No, mi stavo esercitando all'air sax, stavo suonando Baker Street di Jerry Rafferty. Buonasera, amici miei, Barone dell'avventura, l'esaurimento nervoso sia con voi. Secondo me è aria fritta questa, non è Chilometro Zoom. Grandissimo, caro Lorenzo. Liliana è mia figlia, Sei tu mio padre? Sei tu mio padre? Sei tu mio padre? Sei tu mio padre? Sì, sono tuo padre, bene sì, lo ammetto. Lo ammettiamo in diretta, lo ammettiamo. Sì, comunque questo Antonino Danna che mette questa, diciamo, questo Frank Zappa dei primordi. Parliamo del Zappa degli anni, finire anni 60, primi anni 70, quindi tanta roba giusto da intenditore. Però prossimamente voglio anch'io mettere mano sulla musica, perché dobbiamo un po' mettere qualche pezzo anche un po' più moderno, diciamo degli anni d'oro di Zappa, un po' più avanti. Ma io dai. Te l'ho già detto, quando ci faremo cacciare dalla radio il pezzo ce l'abbiamo già pronto. Quello lì non si può mettere, se non avrò mai il coraggio di trasmetterlo in onda, guarda. No. Ma guarda, anche perché tradotto malissimo, quindi secondo me i nostri ascoltatori ci prendono dei sociopatici, secondo me già lo pensano a tempi alterni, sì. Perché te poi devi pensare che con Aria Fritta e questo programma abbassi il tuo appeal naturalmente e vieni considerato un bellinone come me, ma di solito te nel quotidiano, col tuo Zoom, con la tua rassegna stampa di stamattina che ti ho ascoltato veramente volentieri, sei considerato una persona di classe, di alto livello, un giornalista, e poi riesci a mettere i piedi per terra nel fango
a parlare di agricoltura e fare una trasmissione così scalzonata. Quindi onore a te, Antonino, onore a te. Beh, ma onore anche alla motozappa Brumi 210 del 1974, a miscela al 5% con cui ho zappato un bel po' di terreno. Quindi, sai, c'è questa terra, questo retroterra in tutti i sensi culturale dentro di me, quindi è un vero piacere, figurati. Oggi parleremo, naturalmente l'avevamo preannunciato, volevo già Sì. parlarne la scorsa settimana, però quest'anno, Sì. questo mese, questa settimana, questo giorno, oggi, avremo un ospite speciale che attendevamo già la scorsa settimana e che faccio naturalmente annunciare a te, però che ci parlerà di un argomento molto importante, perché l'aria si è rinfrescata, diciamo che è già quasi finita, io penso che sia finita in tutte le parti d'Italia, e quindi parleremo della vendemmia, i risultati della vendemmia, analizzeremo un po' i dati, parleremo del settore vino, un settore che è stato molto a cuore alla nostra trasmissione per le 1000 problematiche, dall'etichettatura sul vino, al calo, ai dazi, compagnia cantante. Adesso parleremo della parte iniziale, cioè da dove nasce il vino, cioè dalla vendemmia, quindi già i risultati della vendemmia ci diranno qualcosa. Poi ci sono altri 1000 problemi che riguardano il vino, non ultimo il commercio internazionale, però insomma parliamo proprio di come è andata, della stagione, dei risultati. Naturalmente saranno, non è che si può dare una lettura unica a livello italiano, perché sono regioni che sarà andata meglio, peggio, e anche in base alle rese, in base agli eventi atmosferici, però insomma ci darà uno sguardo tutto italiano sulla vendemmia. Esatto, il gradito ospite di questa sera, che arriva grazie al nostro solerte gancio che vogliamo salutare, Lina Fiordellisi, altri non è che il gradito ospite, cioè il presidente di Fedagri Confcooperative, Raffaele Drei, che torna sulle nostre magiche onde. Presidente, buonasera e bentornato. Buonasera, grazie, saluto tutti gli ascoltatori. Buonasera Presidente. Oh, quanto è bella l'uva focarina, quanto è bello andarla a vendemmiare, a far l'amor con la mia bella, a far l'amore in mezzo al pra, cantavano una volta quando le radio folk, soprattutto negli anni 70, davano il fondo al loro repertorio. Senta, ma qua tra dazi, cambiamento climatico, un'estate, insomma, è stata un'estate abbastanza calda, ma nemmeno così tanto. Insomma, com'è andata? Ce n'è vino o quest'anno i vignaioli piangono disperazione? Come vanno le cose? Ma io penso che si possa bere serenamente perché il vino c'è. Credo che la vendemmia, che per la verità è proprio alle ultimissime battute, quindi è sicuramente ancora un po' presto per arrivare all'ultima riga che molti aspettano, cioè capire quanto vino produrremo in Italia quest'anno. Però io penso che in generale questa sia stata una campagna molto in linea con quelle che sono le produzioni nazionali, nel senso che non abbiamo avuto delle calamità in termini dimensionali di territorio particolarmente rilevanti, e quindi si potrebbe anche pensare che sia stata un'estate che ha aiutato a rimanere in una certa normalità. In realtà penso che rispetto alle previsioni molto ottimistiche che hanno circolato sulla stampa, in vari momenti di comunicazione, che hanno circolato durante l'estate, in modo particolare durante il mese di luglio, poi un po' ridimensionati nel pre-vendemmia, io temo che forse un po' di delusione ce l'avremo, un po', nulla di straordinario, ma un po'. E questo credo che sia fondamentalmente il risultato del cambiamento climatico che è in atto, dove purtroppo l'agricoltura molto spesso o sempre più spesso si sta trovando in una condizione dove, pur a fronte di condizioni che appaiono abbastanza ordinarie, in realtà ordinarie non sempre lo sono, non lo sono più, e quindi poi alla resa dei conti, ovvero alla raccolta, quel pizzico di delusione magari emerge. Credo che sarà un po' così anche per questa vendemmia, fermo restando che questo è un ragionamento molto generico, perché in realtà sappiamo che ci sono regioni, l'Abruzzo in modo particolare, che avrà un incremento produttivo sicuramente significativo,
Però non dobbiamo dimenticare che è un confronto fatto su anni precedenti dove l'Abruzzo era stato veramente molto, molto martoriato da calamità naturali, da patologie, quindi potremmo quasi dire che torna alla normalità o a qualcosa di più per effetto di una normale alternanza che la natura ci dà. E su altri territori credo che la vendemmia, come dicevo, si discosti di pochi punti percentuali in più e in meno rispetto a quello che è stato lo storico dell'anno precedente. Ecco. Presidente. Sì, vai Lorenzo. No, Prego, vuoi finire? Facciamo finire il Presidente, prego. No, qualitativamente è chiaro che la vendemmia si sta concludendo con un risultato assolutamente positivo, poi anche in questo caso con situazioni puntiforme, magari legate a delle perturbazioni che abbiamo avuto in fase vendemmiale abbastanza importanti, quindi chi ha subito questo tipo di passaggio magari si ritrova con una gradazione zuccherina leggermente inferiore, avrà un po' più di necessità di integrazione attraverso l'uso dei mostri concentrati, però insomma non è credo la qualità che oggi preoccupa il mondo del vino, sono sicuramente i fattori legati al consumo in modo particolare, alle campagne denigratorie del vino, e io vorrei ormai mettere al terzo posto il tema dei dazi, perché penso che i dazi siano un terremoto, però credo anche che sia un terremoto dal quale possiamo pensare di rialzarci in tempi non lunghissimi, certamente non in 2 mesi, ma penso non ci vorranno neanche 20 anni, insomma sarà una questione di riuscire a riposizionare i prezzi nella maniera più corretta. Assolutamente Presidente, no, ma infatti lei ha fatto una domanda, ha già detto praticamente quello che le avrei voluto chiedere dalla parte qualitativa. Intanto, ad esempio, nelle mie Cinque Terre, dove abbiamo un passito, proprio le piogge che sono arrivate nel finire pre-vendemmia, dicono che non sia, ad esempio, un'annata da sciacquettà, no? Perché comunque il grado zuccherino si è un po' abbassato, quindi le confermo che in tante zone d'Italia proprio le piogge, poi diciamo le ultime piogge hanno secondo me influenzato anche da questo punto di vista, però insomma nel compenso il dato anche diciamo nel micro rispetto al macro è quello che diceva lei. Facciamo una domanda, proprio, lei ha già detto tanto, quindi secondo lei dovremmo, sul discorso cambiamenti climatici abbiamo parlato forse anche con lei nelle scorse puntate dei TEA, delle soluzioni che ci possono essere per adattare la nostra vigna ai cambiamenti climatici. Possiamo, secondo lei, ad esempio, fare anche, diciamo, ci sono delle soluzioni che possono aiutare l'agricoltore o dovremmo piano piano pensare che in alcune zone d'Italia i vigneti dovranno lasciare il posto ad altri tipi di colture? Guardi, io credo che l'ultima cosa che lei dice sia la cosa che dobbiamo evitare con tutte le nostre forze, anche perché non dimentichiamoci che in molti territori, ma oserei quasi dire in quasi tutte le regioni italiane, ci sono territori che magari da un punto di vista della produzione agricola qualcuno ha considerato marginali, ma il vigneto ha salvato sicuramente una presenza dell'uomo nei territori, ha salvato la possibilità di fare impresa agricola, ha mantenuto quindi sul territorio la possibilità di avere un presidio anche di natura sociale, e poi è stato paesaggio. Quindi io credo che abbandonare o pensare che in quei territori neanche la vigna riesca più a resistere vuol dire veramente pensare ad una sorta di desertificazione che dobbiamo assolutamente evitare. Sì, ricordiamo ai nostri ascoltatori anche che la vigna, a parte diciamo nella fase della barbattella iniziale, poi non necessita, diciamo, come altre colture ortofrutticole, magari veramente di grandi, diciamo, irrigazioni o comunque insomma viene dato il permesso quando c'è il momento di irrigarla, se proprio si va a fronte a dei caldi eccessivi. Le sottolineo le parole, io venendo alle Cinque Terre può pensare che le parole che ha detto per me sono, diciamo, una musica, perché da me senza vigna vuol dire perdere il territorio, perdere un patrimonio UNESCO, perdere una comunità, perdere uno dei posti a livello italiano che sta andando a livello turistico, a livello internazionale, vuol dire perdere veramente tutto il territorio, quindi sottolineo le sue parole. Quindi ecco, secondo lei si può trovare il modo di
ma io penso anche a tante zone del sud Italia, per contrastare o comunque andare verso attuare delle misure che possano, non so, aiutare ad esempio la nostra vigna e i nostri agricoltori. Penso ai TEA per mantenere ad esempio le caratteristiche diciamo dei nostri vitigni, senza andare a mutarli, diciamo, con degli incroci che magari potrebbero fargli perdere identità, diciamo. E lei cosa potrebbe, cioè, nel mondo scientifico, mondo del cooperativo, mondo dell'associazionismo, che lavorano insieme, qual è l'idea per, diciamo, salvaguardare? Abbiamo sempre parlato della parte commercio, parte dazi, sono i temi politici, poi ci sono questi temi che sono ancora più fondamentali, penso al CREA, penso quanti enti ci possono essere che possono mettere, diciamo, lo zampino su queste tematiche, che, vi faccia dire, da ex politico, secondo me dovrebbero fare parte dell'agenda quotidiana, perché la politica agricola dovrebbe essere una cosa, a parte quella comunitaria, ma anche a livello italiano dovrebbe essere una pianificazione decennale che vedono raggiungere un traguardo. Penso all'olio d'oliva, ma non meno naturalmente il settore del vitivinicolo. Guardi, io credo che ormai non ci sia momento di dibattito con gli enti pubblici, con la politica, per chiedere un'accelerazione, ma decisa, non solo formale, di apertura e quindi di avvio più deciso delle TEA. Anche perché sappiamo che la possibilità prima ovviamente di sperimentare, di studiare e poi di applicare a pieno campo prodotti provenienti da queste tecniche di evoluzione genetica, che non sono OGM ovviamente, lo dico per chi ci ascolta, e non c'è momento in cui non si solleciti fortemente. La normativa in Europa è rimasta molto, molto indietro, e nel precedente quinquennio, dove sappiamo che la Comunità Europea ha avuto un certo tipo di atteggiamento nei confronti dell'agricoltura e quindi anche delle TEA, c'è stato un fortissimo freno allo sviluppo delle TEA. Però poi, guardando il mappamondo, scopriamo che l'Europa è l'unica che non sta usando queste tecniche per il miglioramento genetico. Quindi anche qui l'Europa ha fatto delle scelte molto, molto radicali e spesso ideologiche. Noi stiamo fortemente sollecitando l'Unione Europea perché acceleri su questi temi. Dopodiché non dobbiamo farci illusione. In 2 anni non avremo delle barbatelle, delle piante di viti, delle varietà di viti ottenute attraverso queste tecniche già diciamo distribuibili o insomma applicabili alla produzione. Però dobbiamo comunque accelerare i tempi di sperimentazione. Io penso che 8-10 anni siano un lasso di tempo per avere la diffusione a pieno campo, quindi nella fase produttiva, di piante ottenute con questa tecnica genomica. Io penso che 8-10 anni purtroppo siano un tempo che dobbiamo darci come orizzonte. Faccio fatica a pensare che potremo avere delle grandissime accelerazioni rispetto a questo. Però la prima cosa da mettere a posto è l'aspetto normativo. Poi, ripeto, o meglio, faccio anche un passo indietro sul tema dell'acqua. L'acqua nel vigneto va usata e viene ormai sempre di più usata con grande parsimonia. Però insomma non dimentichiamoci che col cambiamento climatico in essere alcuni territori, penso alla Sicilia, penso alla Calabria, ai territori meridionali in genere, se non aiutiamo gli agricoltori fornendogli un po' di acqua di soccorso, non per fare chissà quali aumenti di rese, ma acqua di soccorso, io credo che in quei territori lì il vigneto farà veramente fatica. Su questo il 2025 è stato un po' più clemente, diciamoci la verità, è stato clemente perché alcune perturbazioni hanno permesso alle piante di stare discretamente anche in quei territori, ma abbiamo avuto annate dove le piante sono arrivate veramente al limite del collasso, e quindi l'agricoltore questo non se lo può permettere, ha bisogno di avere uno strumento di soccorso, come si diceva prima, qual è quello dell'acqua. Presidente, senta, ci avviamo alla conclusione di questa nostra chiacchierata, intanto grazie al suo tempo e della sua disponibilità. Le vorrei chiedere questo, siccome lei giustamente fa parte del mondo della cooperazione, la cooperazione rappresenta il 50% della produzione vitivinicola in questo paese, a maggior ragione le vorrei chiedere, visto che lei diceva ma quest'anno è andato
un po' male. E allora le dico, quest'anno ce la fanno i produttori ad andare quantomeno a pari con le spese, o sarà un anno, diciamo così, più in scuro che in chiaro, visto anche il fatto che si stanno espiantando vigneti e la Fedagripesca Cooperative si è peraltro espressa contro i nuovi impianti di vitigni, soprattutto nelle zone che sono in condizioni economiche abbastanza, diciamo così, stressate. Allora, guardi, quando parliamo diciamo che Fedagri si è espressa contro, non stiamo parlando dell'intero panorama vitivinicolo, ma stiamo parlando di una norma prevista dall'OCM, dalle normative comunitarie, di incremento dell'1% della superficie annuale. Ovviamente tutte le altre riconversioni, gli altri nuovi impianti per i diritti in portafoglio che le aziende hanno, ovviamente su questi nessuno può dire nulla, e Fedagri è ben contenta che si vada avanti verso una riconversione, un ammodernamento dei vigneti con le superfici in essere o quelle che le aziende hanno in portafoglio per effetto di estirpazione degli anni precedenti. Alla domanda che lei mi faceva rispondo anche qui in maniera diversificata. Ci sono vitigni e tipologie di vino che in questo momento non hanno particolari crisi di mercato, e quindi in queste situazioni qui credo che al produttore verrà data una remunerazione, raggiungerà una remunerazione, quindi un proprio bilancio diciamo sostenibile da un punto di vista economico. Ci sono situazioni invece drammatiche che sono legate in modo particolare ad alcune tipologie di vino. Purtroppo quelli più blasonati, può sembrare un paradosso, ma oggi è così, alcuni territori con vini rossi altamente blasonati, che storicamente abbiamo considerato di altissima qualità, e lo sono effettivamente, ma che purtroppo faticano a trovare ancora il consenso, il gradimento da parte dei consumatori, che stanno cambiando le proprie abitudini di consumo, stanno cambiando i propri gusti. Certamente alcune tipologie di vino faticano a incontrare il gradimento delle giovani generazioni, e quindi abbiamo situazioni, le ripeto, estremamente diversificate. In quei casi lì, e sto parlando, adesso non vorrei fare esempi perché poi sicuramente me ne dimentico altro, però se parliamo dei grandi vini, di alcuni grandi vini piemontesi, toscani o anche lo stesso Abruzzo, in alcuni casi le difficoltà di fare reddito sono veramente, veramente grandi. Lorenzo. Grazie Presidente, no, io avrei voluto fare altre domande perché è un piacere sentirla, la richiameremo magari le prossime settimane, perché anche il settore vino, ad esempio dalle mie parti, ha avuto dei problemi, non diciamo da poco, con la fauna selvatica, anche quello è stato un problema poi Certo, è un altro sul problema. raccolto. E quando non la disturbiamo è sempre un gradito ospite qua su Radio Libertà. Grazie Presidente. Grazie a lei, arrivederci. Grazie e buona serata. Allora, sono le 17:58 minuti, abbiamo 2 minuti e caro Antonino, un bel bicchiere di rosso o un bel bicchiere di bianco? Dimmi tu. Quello che vuoi, purché sia italiano, che diamo una mano ai produttori, che è la cosa più Ma importante. quello era sottinteso. Però certo, uno Sciacchetrà onestamente ci starebbe tutto. Non dire il nome dello Sciacchetrà in vano, Ma infatti ho detto che ci starebbe, mica ho detto che fa schifo. Vabbè, ma non dirlo così alla leggera, lo Sciacchetrà va bevuto in maniera liturgica, lo ripeto sempre, e solo i puri di cuore se lo meritano, quindi devi guardare in fondo la tua anima e se proprio sei stato un bravo ragazzo, te ne offrirò un bicchiere. Vabbè, speriamo ci sia anche un biscotto da inzupparci. Il biscotto già mi stona un po'. Ecco qua, è arrivato il Ligure col braccino corto, solito, vabbè. Viva la Liguria! Sono le 17:59, vi lasciamo col direttore di Radio Libertà perché c'è Liberamente, quindi ci risentiamo fra un 10-15 minuti. Ciao, a dopo! A dopo!